Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta con la nostra prima edizione di oggi. Come sempre gli aggiornamenti di cronaca dal territorio, non solo trevigiano ma anche dalle altre province e poi gli approfondimenti che avremo oggi, molto interessanti. Nella seconda parte parleremo di questo santuario del ghiaccio che è stato inaugurato nei giorni scorsi e che vede la compartecipazione dell'Università di Ca' Foscari. C'è stato, per quanto riguarda la cronaca, un altro incidente mortale, ci collegheremo tra non molto con Vicenza, perché purtroppo dopo l'anziana travolta ieri nel Trevigiano a Pederobba da un camioncino della raccolta dei rifiuti, c'è stato un ciclista investito e ucciso questa mattina proprio a Vicenza. Ma noi cominciamo la nostra diretta parlando di furti. Sappiamo bene che non risparmiano neanche gli edifici sacri, neanche le chiese. Di pochi giorni fa la notizia dei parroci di Ponzano Veneto che grazie al loro occhio vigile anche le telecamere erano riusciti a intercettare proprio un ladro di offerte. A Castagnole di Paese il parroco è dovuto correre ai ripari, di fatto chiudendo per determinati orari la chiesa parrocchiale. Allora ci colleghiamo con Francesca Bozza in diretta da Castagnoli di Paese insieme a Nicoletta Rizzetto. Vedo il vice sindaco Francesco Pietrobon per parlarci proprio di questo provvedimento, chiamiamolo così, che ha preso il sacerdote. Quanto abbiamo? Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Le campane della chiesa di Castagnole hanno appena smesso di suonare le 12 e alle 12 in punto le porte della chiesa sono state chiuse. Come recita il cartello che Nicoletta Rizzetto sta inquadrando, la chiesa rimane chiusa dalle 12 alle 15 per motivi di sicurezza legati ai recenti furti. E noi stessi nel nostro telegiornale abbiamo raccontato proprio in questi ultimi giorni di una escalation di colpi qui a Castagnole, nella frazione di Paese, furti anche con i proprietari in casa. È successo che una coppia stesse dormendo quando poi solo l'indomani si è accorta di quello che era accaduto. Hanno visto questo foro provocato da un trapano sulle finestre, sempre un foro sulle finestre anche in un'altra zona, in una laterale di via Kennedy. In quel caso il proprietario, svegliato proprio da questo rumore forte, si è alzato, ha scostato le tende e si è trovato faccia a faccia con i malviventi, che poi fortunatamente non hanno reagito ma sono fuggiti. I colpi sono diversi, appunto, da via Caleselle a via Kennedy a via Tobruk, e chiaramente l'inquietudine è tanta. E buongiorno al vice sindaco di Paese Francesco Pietrobon. Chiaramente anche il parroco ha dovuto in qualche modo tutelarsi in un orario in cui c'è poco movimento e pochi fedeli che arrivano. Sì, questa è un'iniziativa che ci sembra strano a tutti gli effetti, ma che purtroppo il parroco è stato costretto a prendere, perché evidentemente noi qui a Castagnole abbiamo subito in chiesa più di qualche tentativo di furto ed è il risultato proprio questo l'orario più colpito da questi atteggiamenti qua. Per quanto riguarda i cittadini, purtroppo noi siamo in questo momento qua bersagliati da questi tentativi di furto, ed è una cosa gravissima perché nel momento in cui uno è in casa desidera stare nella sua tranquillità il più possibile tranquillo e sereno. Sì, in un caso appunto una signora diceva: siamo andati a letto, ci siamo dimenticati di chiudere l'oscuro ed è successo. Ci sentiamo quasi in colpa per non aver provveduto a mettere in sicurezza la nostra casa. Si è arrivati addirittura a questo punto, sì. Ma io direi che non bisogna sentirsi in colpa, anzi bisognerebbe a gran voce richiedere a chi di dovere di prendere delle decisioni che a tutti gli effetti sarebbero necessarie, perché ormai è ora di finirla con questo buonismo e con questa accoglienza senza nessuna chiedere niente in cambio. Io chiedo a tutti gli effetti a chi di dovere di inasprire le pene e di rimandare ai propri paesi chi non è cittadino italiano. Noi possiamo e vogliamo accogliere le persone che sono brave, le persone per bene, gli altri se ne devono andare. Perché poi voi come comuni fino a lì potete arrivare.
rafforzare sistemi di videosorveglianza, magari implementando laddove è possibile, perché sappiamo che poi il bilancio è tutto un equilibrio molto precario, gli servizi di polizia locale, ma fino a là si arriva. Noi abbiamo delle forze dell'ordine che sono veramente bravi, abbiamo la stazione dei carabinieri qui a 2 passi, parlavo l'altro giorno con il comandante, stanno incrementando i servizi anche notturni e quindi stanno facendo veramente un buon lavoro sul territorio. Cosa dire? Il problema è che la polizia municipale, prendiamo il comune di Paese, ha 11 vigili per un comune di 22.000 abitanti più il comandante, quindi veramente una forza esigua. Tra l'altro alle 7 di sera il servizio cessa, a parte dei momenti in cui eccezionali dove si proroga l'orario fino a mezzanotte, però non è quello il tema. Il tema è che nel momento in cui queste persone qua vengono prese e anche in fragranza di reato, il giorno dopo vengono rilasciate. Quindi o inaspriamo le pene o troviamo il modo di controllare, oppure purtroppo continueremo a subire di questi furti e magari ci rideranno anche dietro. E che abbiamo ascoltato, sentito prima con Nicoletta anche alcuni fedeli, e diciamo che la gran parte è d'accordo con la decisione, immaginiamo sofferta, di Don Michele di chiudere in questo orario la chiesa. Dicono è un peccato perché le chiese dovrebbero essere sempre aperte, ma capiamo anche bene che bisogna mettere in sicurezza un luogo sacro. Ce lo confermava il sindaco, ma l'abbiamo raccontato tante volte che i ladri non si fermano nemmeno davanti appunto ai luoghi sacri come le chiese. Qui a Castagnole immaginiamo rubate le offerte, perché spesso succede questo. Sì, da quello che mi dice Don Michele hanno fatto dei tentativi di furto soprattutto per le offerte, e quindi oltremodo io credo vergognosa questa cosa qua, offerte che sono dedicate ai defunti o ai poveri del paese. Davvero ladri spregiudicati. Tra l'altro la chiesa, lo vediamo, il cartello è interno, c'era il cartello di videosorveglianza, perché la chiesa appunto è videosorvegliata, ma sono sempre di più i parroci che si dotano di sistemi di videosorveglianza, di telecamere, per cercare per quanto poco di mettere in sicurezza, come fanno i cittadini, anche i parroci, le proprie chiese. Da Castagnole di Paese è tutto, io ringrazio ancora il vice sindaco Francesco Pietrobon. Con Nicoletta Rizzetto la linea può tornare allo studio. Grazie a Francesca Bozza, Nicoletta, grazie al vice sindaco Pietrobon. Situazioni appunto, come ha detto il vice sindaco, che non vorremmo dover vivere, ma ci si adegua purtroppo ai tempi. Allora, prima di proseguire, chiederei cortesemente alla regia di mostrarci, legato strettamente all'attualità, l'esito del sondaggio che abbiamo proposto ieri e che abbiamo commentato poi con gli ospiti del nostro Ferdinando Avarino a Ring in serata. Vi avevamo chiesto cosa ne pensate della proposta del ministro dell'istruzione Valditara di installare dei metal detector nelle scuole, naturalmente quelle che ne faranno richiesta, ha detto il ministro, e dove la condizione, la situazione lo possa esigere. E questa è la risposta, molte le telefonate che ci sono arrivate. Per il sì addirittura il 93,9% di favorevoli quindi all'uso di metal detector agli ingressi delle scuole, no 6,1%. Di questo sicuramente si parlerà ancora, dal momento che anche il mondo della scuola, il mondo dei docenti ha reagito a questa proposta, utile quando è strettamente necessario, ma sicuramente l'ennesimo compito che si attribuisce agli istituti scolastici, che già ne hanno parecchi da svolgere. Ancora la cronaca che ci porta nel Trevigiano e in particolare nel comune di Fontanelle, che sta vivendo delle ore di grande preoccupazione per la propria sindaca Maurina Sessolo, che è ricoverata in serie condizioni all'ospedale di Trento perché è rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto domenica sera sulla statale 47 a San Cristoforo al Lago, dove la sua Mercedes ha impattato per cause ancora al vaglio contro un Audi. Sessolo, che è arbitro di volley, stava rientrando da una partita quando è rimasta coinvolta nel pauroso incidente, in cui è rimasto ferito anche un giovane di 21 anni. La prognosi per la prima cittadina è riservata. Numerosi messaggi di vicinanza in queste ore. Voglio rivolgere a Maurina, da parte mia e tutta l'amministrazione provinciale, un forte in bocca al lupo e un sentito augurio di buona guarigione. Sono state le parole del presidente della provincia Stefano Marcon. Gravi incidenti come questo
lasciano sempre interdetti e senza parole, riaccendendo ogni volta in noi la consapevolezza che basta davvero un istante per cambiare tutto. A parlare anche il presidente di ANCI Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte. A lei e alla sua famiglia dicevano: i nostri pensieri e le nostre preghiere in questo momento difficile. Tutta ANCI Veneto si stringe attorno a lei nella speranza naturalmente che condividiamo anche noi e riportiamo davvero di una pronta guarigione. E poi c'è l'incidente mortale che si è verificato nella mattinata di ieri invece a Pederobba e su cui la Procura della Repubblica aprirà un fascicolo per cercare di definire eventuali responsabilità. Un'anziana è uscita di casa per raggiungere un vicino capitello votivo, è stata travolta da un camioncino di Contarina in manovra. Le mani sul volto raccontano la disperazione del conducente del camioncino di Contarina che ha travolto mortalmente Agnese Guadagnin lungo questa strada ai piedi del Monfenera. Siamo in via Santa Margherita, all'altezza del Civico 9, a Costa Alta di Pederobba. Il mezzo, intorno alle 11, stava effettuando il giro settimanale per la raccolta di rifiuti e la casa di Agnese è l'ultima prima del blocco stradale per un cantiere di lavoro di ATS. Tutto si è svolto in pochi secondi. Pare, ma l'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Pederobba, che la signora sia uscita di casa mentre il mezzo di Contarina stava facendo una manovra di retromarcia. Probabilmente il conducente del camioncino con guida a destra non ha visto dagli specchi retrovisori l'anziana sopraggiunta a sinistra, travolgendola con le ruote gemellari posteriori. A nulla sono valse le urla degli operai di ATS impotenti di fronte all'investimento che ha comportato anche la parziale amputazione di una gamba. Immediati soccorsi che però nulla hanno potuto di fronte alle gravi ferite riportate dalla vittima che è aspirata sull'asfalto. E mentre il corpo di Agnese Guadagnin veniva portato nella camera mortuaria, nel borgo dove viveva con i 3 figli dopo una vita sui campi e l'impiego in casa di riposo è stato un continuo sopraggiungere di parenti e conoscenti. Era la tua figlia, lei doveva fare 2 passi perché siccome aveva un'età che fa 2 passi fin poi al capitello, dopo torni a casa, l'unico svago che l'aveva. Il camioncino è stato messo sotto sequestro e portato via con il carro attrezzi, mentre per il conducente l'ipotesi di reato è di omicidio stradale. Un incidente dalla dinamica che ha dell'incredibile, il commento del sindaco di Pederobba Marco Turato, mentre cordoglio alla famiglia è stato espresso da Contarina con un comunicato ufficiale. Allora andremo, come detto, tra non molto a Vicenza da Luisa Bertini per un'altra tragedia della strada. Intanto andiamo avanti con l'operazione che ha svolto la Guardia di Finanza. I colleghi di Padova ci hanno realizzato appunto un approfondimento su questa indagine legata ai raggiri, alle truffe, alle estorsioni, addirittura ai danni di anziani di diverse province del nord Italia. Sentiamo. Sì, un meccanismo di truffa collaudato, quello smantellato dagli uomini della Guardia di Finanza di Padova, che stanno eseguendo proprio in queste ore numerose perquisizioni, già 10 gli indagati, 5 colpiti anche da misure cautelari, 1 in carcere, 2 domiciliari e 2 con obblighi di dimora. Un meccanismo non solo di truffa ma anche di estorsione, perché le migliaia di vittime accertate non solo nel Padovano ma in tutta Italia erano costrette ad acquistare prodotti come casalinghi oppure attrezzi per la magnetoterapia o poltrone. Venivano costretti ad acquistarli perché convinti di aver sottoscritto dei contratti che gli imponevano appunto degli acquisti, e così facendo arrivavano in pochi anni a pagare decine di migliaia di euro, come è il caso di una donna truffata nel Padovano. La base di questa organizzazione era proprio nel Padovano e l'alto tenore di vita che queste persone svolgevano e conducevano ha attirato l'attenzione della Guardia di Finanza, che ha attivato subito i controlli smantellando questa organizzazione criminale. Qui con me c'è il capitano Daniele Leonetti della Guardia di Finanza di Padova. Capitano, come siete arrivati e qual era il meccanismo di questa truffa ai danni degli anziani? L'indagine nasce a seguito del controllo del territorio
nel corso del quale vengono notati dei soggetti padovani che erano presenti in alcune zone definite di Padova con autovetture di pregio e conducevano una vita all'insegna dell'alto tenore di comportamento. L'attività investigativa si è incentrata proprio nel capire se questi soggetti avessero anche sul piano reddituale i proventi per poter sostenere queste spese che insomma emergevano dall'attività di monitoraggio, e qui ci siamo resi conto che i soggetti erano coinvolti nella gestione di una società avente per attività economica la vendita di prodotti porti a porta che aveva come clienti quasi esclusivamente donne anziane. Ecco, sentendo alcune di queste donne come testimoni ci siamo resi conto come di fatto le donne erano invogliate ad acquisti di casalinghi quali lenzuola, materassi, poltrone, convinte di avere in piedi ancora dei contratti pregressi con altre imprese, e quindi dietro la minaccia di adire eventualmente le vie legali le donne venivano convinte a procedere agli acquisti previa sottoscrizione di un contratto di finanziamento con alcune società primarie di credito al consumo. Si tratta di 1200 vittime, tutte anziane donne che nella gran parte dei casi avevano solo la pensione per fronteggiare le spese di quotidiana vita. È emerso che in molti casi queste donne avevano solo la pensione minima. Da qui anche insomma, il reato che contestate è quello dell'estorsione nei confronti di queste anziane, 1200 vittime in tutto il Veneto e anche in tutta Italia, quindi sono tantissime. Quali sono i consigli che si sente di dare a queste persone che si trovano ad avere a che fare con questi venditori che in primo luogo ne approfittano della loro buona fede e poi insomma non solo le truffano vendendo prodotti di scarsa qualità, ma poi continuano ad estorcere denaro? I consigli che la Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria, a tutela anche delle fasce deboli della popolazione e a contrasto degli indebiti arricchimenti sono diversi. Intanto evitare di far entrare nelle proprie abitazioni agenti di vendita porta a porta di cui comunque è necessario chiedere le generalità attraverso il nome, il cognome e il tesserino aziendale. In secondo luogo è bene analizzare con attenzione la documentazione che viene sottoposta dai venditori. Non sottoscrivere nessun contratto se non si è sicuri della fornitura che si sta acquistando. Evitare di procedere a pagamenti in contanti, soprattutto ricordiamo il diritto di recesso entro 14 giorni nel caso in cui sia stato sottoscritto un qualche contratto che impegna l'acquirente al pagamento. In caso di sospetti è bene rivolgersi al numero di pubblica utilità 117 attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno per segnalare eventuali condotte sospette. Nel caso in cui poi ci si renda conto di essere finiti in una possibile truffa, è opportuno presentare tempestivamente denuncia al competente reparto della Guardia di Finanza oppure rivolgersi alle altre forze dell'ordine allegando tutti i messaggi e tutta la documentazione intercorsa con gli agenti di vendita.
Ecco, avete sentito questi i consigli, se ci sono altre vittime, insomma, è buono rivolgersi alla Guardia di Finanza. 10, ricordiamo, le persone indagate, oltre 2,5 milioni i beni sottoposti a sequestro preventivo. Grazie ai colleghi di Padova, naturalmente grazie alla Guardia di Finanza, avete sentito i consigli importanti da seguire. Intanto sono in corso dalla notte le ricerche di un giovane di 26 anni disperso in località Passetto nel comune di Adria. Si era recato a pescare nella zona, aveva parcheggiato la propria autovettura nei pressi della chiesa del Passetto. Intorno alle 2 sono scattate le operazioni di ricerca. Alle 2:15 i carabinieri hanno segnalato il ritrovamento dell'attrezzatura da pesca sotto il ponte della località. Alle 2:30 sono stati attivati i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Venezia che hanno avviato le ricerche in acqua operando congiuntamente alle squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Adria. Le operazioni di ricerca di cui vedete le immagini sono tuttora in corso e coordinate dai vigili del fuoco in collaborazione naturalmente strettamente con le forze dell'ordine. Incendio nel parcheggio dell'Ikea, siamo a Padova, questa mattina a fuoco i sacchi di spazzatura scaricati da un mezzo della raccolta dei rifiuti. Pompieri in azione nel parcheggio del parco commerciale di Padova Est nelle vicinanze dell'Ikea, il grande magazzino svedese. Incendio di un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti alle 7:30 in via Fracallanza a Padova. L'autista del mezzo, accortosi del fumo proveniente dal cassone, ha prontamente scaricato i rifiuti sulla sede stradale e allertato i soccorsi. Le fiamme sono state spente da una squadra della centrale dei vigili del fuoco di Padova intervenuta con il supporto di un'autobotte. In corso la completa bonifica dell'area. Sono in corso anche gli accertamenti per verificare l'origine del rogo. E hanno davvero lavorato per tutto il giorno ieri i vigili del fuoco di Treviso e Venezia, mobilitati la notte precedente per l'incendio che ha distrutto un capannone in piena zona industriale a Motta, danni milionari. Siamo disperati, ci hanno raccontato proprietari e locatari, non si esclude nessuna pista, naturalmente le indagini sono all'inizio, una volta spento il rogo, non è escluso neanche il dolo. Come tutti gli interventi di soccorso tecnico urgente, noi non escludiamo nessun tipo di ipotesi, quindi nelle more delle opere di spegnimento poi faremo tutte le indagini necessarie per capire le cause dell'innesco. Colpa, semplice cortocircuito, gesto doloso, ogni ipotesi è aperta di fronte alla distruzione di un capannone in piena zona industriale a Motta di Livenza, una superficie di 20.000 metri quadrati che ospitava diverse attività. Anche per questo operare non è stato e non è assolutamente facile. Principalmente abbiamo materiale di tipo legnoso, poi ci sono altre aziende che hanno deposito di materiale plastico, carrozzerie e una ditta di impianti elettrici. L'allarme lanciato da un passante scatta alle 2:30 circa, le fiamme sono già alte e squarciano la notte di via Magnadola, l'aria si fa acre, sul posto arrivano i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Motta, poi i colleghi di Conegliano, Treviso, San Donà di Piave e Mestre, tra loro c'è anche il comandante provinciale Cristiano Cusin. Sono attivati inoltre i volontari di Gaiarine, circa 40 gli operatori che si alternano, una decina i mezzi. Difficile domare le fiamme, dopo quasi 12 ore ci sono ancora dei focolai. Adesso ci sono delle raffiche di vento che sicuramente non agevolano le operazioni di spegnimento. Impossibile avere una stima precisa dei danni, sicuramente centinaia di migliaia di euro, forse milioni, crollata buona parte del tetto con relativi pannelli fotovoltaici, a rischio crollo anche alcune pareti esterne già in gergo, spanciate. La struttura appartiene a una società immobiliare, sul posto alcuni dei soci, poi diversi locatari, anche ex dipendenti. Le parole davanti alla devastazione sono comprensibilmente poche. Sono disperata.
Non saprei, guarda, non saprei. Io l'ho preso in affitto un po' di anni fa, un pezzo, ma un pezzo centrale, non so neanche se è coinvolto o no. Viene la visita stamattina, non sapevo nulla. A suo tempo sono stato dipendente quando si faceva appunto la menoteria dell'occhiale in sostanza, però non so, mi hanno telefonato. Spenti gli ultimi focolai partiremo a fare le indagini in collaborazione con i carabinieri di Motta di Livenza. Intervenuta naturalmente anche l'ARPA con le analisi che hanno scongiurato il peggio. Il vento ha portato verso sud la nube di fumo, rimane da capire naturalmente se ci fosse anche dell'amianto nel sito. È stata quella di ieri davvero una giornata concitata, finito fuori strada anche un mezzo di soccorso del SUEM 118 diretto sul posto dell'incendio, ha perso una ruota dopo un tamponamento. Di incendio anomalo ci ha parlato il sindaco Alessandro Righi. È stato sicuramente un incidente devastante, un po' anomalo in quanto domenica sera, domenica notte, non si sa ancora per quanto riguarda la modalità o soprattutto la motivazione. Al momento i valori dell'ARPA vi dicono che possiamo tirare un sospiro di sollievo per il momento, quindi aspetteremo in ulteriori riscontri, però diciamo ci è andata bene, poteva andare molto peggio. Restano gli interrogativi, anche quelli più inquietanti, sulle cause di un rogo tanto devastante, ma per il sindaco di Motta di Livenza al momento l'attenzione va soprattutto ai dati dell'aria. Il primo report di ARPAV è arrivato sul tavolo del primo cittadino poco dopo le 13. Hanno fatto già delle verifiche, prime analisi, e non risultano questioni preoccupanti. Ora stanno analizzando anche più in dettaglio ricadute su eventualmente amianto piuttosto che altri componenti. Le analisi sono ancora in corso, non abbiamo ancora risultati e aspettiamo rapidamente. L'aria ha portato ovviamente tutta la nube e il fumo verso sud, quindi verso gli altri comuni, e per questo a Motta di Livenza non abbiamo emesso nessuna ordinanza. Zona sud, quindi Chiarano e Cessalto, anche qui i primi campionamenti hanno dato esito negativo. Quanto all'eventuale presenza di amianto, il monitoraggio è specifico. Solitamente nel momento in cui si fa un impianto fotovoltaico ovviamente l'amianto deve essere incapsulato a norme e quant'altro. Quello sicuramente, speriamo. Verificheremo anche questo. Tra gli effetti collaterali, l'incidente avvenuto poco dopo le 7 con un mezzo del SUEM 118 diretto nel luogo dell'incendio, rimasto coinvolto in un tamponamento con altre 2 auto. Il veicolo proveniente in senso contrario rispetto al mezzo di soccorso si è fermato a destra per farlo passare, ma è stato tamponato da un'altra auto. Inevitabile lo scontro per il 118 che ha perso una ruota e si è fermato 100 metri più avanti rispetto al punto di impatto. Una donna è rimasta ferita. In tilt il traffico sulla Postumia tra Oderzo e Gorgo al Monticano. Allora, abbiamo parlato di un incendio in un capannone, ma il tema incendi purtroppo, vista la carenza di precipitazioni, è d'attualità anche per quanto riguarda la natura, il paesaggio naturale, e allora noi andiamo in collegamento da Valstagna con la nostra Nancy Galdi perché anche il fiume, il Brenta, comincia già a soffrire per questi primi segnali di siccità, Nancy, e naturalmente in generale la siccità non fa bene, ne parlavamo anche rispetto al tema dei roghi. A te la linea. Sì, buongiorno Lina dal Ponte di Vastagna, siamo qui con Ivan Pontarollo, canoista ed esperto del fiume Brenta, un fiume che come potete vedere alle nostre spalle sta soffrendo molto, è praticamente in secca, in montagna non piove, non nevica e questo in prospettiva sta creando tutta una serie di problematiche, preoccupazione soprattutto in vista della primavera e per l'agricoltura. E dunque mi rivolgo a Ivan, quanta acqua dovrebbe esserci in questo periodo dell'anno? Beh, questo periodo normalmente è un periodo di magra, però una magra così non l'ho mai vista. Dove abbiamo i piedi adesso dovrebbe esserci l'acqua, è il segno, è il muschio che vediamo, dunque c'è un metro di acqua in meno su un fiume così piccolo. È un trend che sta in questi ultimi anni, la portata media del fiume è calata del circa 50%, il problema sono l'inserimento di richieste di nuove derivazioni per centrali idroelettriche
che andrebbero a distruggere completamente l'ambito fluviale. Teniamo conto che soprattutto qui nel fiume Brenta ne abbiamo già 6 centrali, questo tratto è l'unico tratto naturale dove l'acqua corre tutto l'anno. Negli altri tratti invece è quasi messo in secca. Tra l'altro i limiti europei, i limiti nazionali non garantiscono la navigazione, dunque andrebbe anche a inficiare tutte quelle attività sportive agonistiche che ci sono qui, anche le nostre 3 medaglie olimpiche che sono allenate qui e tutta l'attività didattica che viene fatta di 50.000 ragazzi all'anno che vengono in questo territorio andrebbe a venire meno. Quindi un problema che se dovesse continuare andrebbe a toccare anche il turismo in un futuro? Non solo il turismo ma anche tutta quanta la ricarica delle falde e su cui bisognerebbe ragionarci seriamente, nel senso che ci sono anche sistemi per ricaricare le falde e piccoli pozzi di poche migliaia di euro si potrebbero nei periodi di massima portata cercare di trattenere l'acqua, ma le stesse nostre abitazioni avere già delle cisterne per risparmiare l'acqua e per avere una politica diversa dell'utilizzo dell'acqua, ma anche per l'energia, nel senso che io adesso guardavo la mia app, la mia abitazione qui in Val Brenta, che non è notoriamente un porto soleggiato, sta producendo 2,2 kW, dunque molto di più di quello che sto usando. Lei ha mai visto il Brenta in queste condizioni? In queste condizioni sinceramente no, abbiamo già fatto altri servizi con un'antenna 3 e eravamo ben in posizioni diverse. Questo è un anno un po' particolare, ma come dicevo è una situazione che si sta generalizzando. Già da mesi abbiamo questo tipo di portata. Questa secca potrebbe avere conseguenze anche sull'ecosistema, la fauna, la flora? Sicuramente viene stravolto anche quello che è l'ambito, diciamo, dell'ecosistema fluviale con la fauna ittica, ma soprattutto anche l'approvvigionamento civile idrico e idroelettrico. Bene, grazie Ivan Pontarollo e grazie a Tommaso Migot alla parte tecnica. Da Valsagna è tutto, Lina ti restituisco la linea. Grazie naturalmente ai colleghi di Bassano. Allora, prima di andare a Marghera per riprendere il tema dei furti e delle rapine, chiedo cortesemente alla regia di mostrare l'home page del Gazzettino con questa notizia battuta da poco dalle agenzie. Si riferisce al 14enne che è sparito nei giorni scorsi da Verona. Sono state attivate, lo sapete bene, le ricerche concentrate soprattutto nella zona di Milano, perché lì sarebbe stato diretto questo ragazzino di appena 14 anni. Ecco, si indaga ora per sottrazione di minore. Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto da abbandonare mamma, sorelle e scuola. Questo il nuovo scenario che si apre, quantomeno la autorità giudiziaria insieme alle forze dell'ordine sta vagliando evidentemente tutte le piste per cercare di restituire questo ragazzino di 14 anni, quindi giovanissimo, alla famiglia. Adesso andiamo a Marghera. Abbiamo parlato della chiesa chiusa per furti, quantomeno per rischio furti, a Castagnole, e poi purtroppo ci sono anche episodi di vere e proprie rapine. A Marghera c'è la nostra Edi Caliman con Simone Merlo perché parliamo di un pasticcere che proprio a Marghera è stato derubato in pieno centro mentre tornava dal lavoro, e naturalmente Edi, si riaccende il dibattito sulla scarsa sicurezza in determinate zone della città. Assolutamente Lina, buongiorno a te e ai telespettatori. Vi raccontiamo questo episodio avvenuto la scorsa notte intorno alle 3 del mattino, quando questo pasticcere si stava recando a lavoro con i propri mezzi per appunto raggiungere questa pasticceria. È stato prima fermato, gli è stata tagliata la strada da un ragazzo in bicicletta, mentre da dietro un complice gli metteva la mano all'interno del giubbetto per rubargli il telefono. Quello che è accaduto è una vera e propria contrattazione con i rapinatori per poter ridare a lui il telefono, e lui in cambio gli avrebbe dato quello che possedeva in tasca. Erano 30 euro in banconote e gli avventori sono bastati per darsela poi a gambe e quindi fuggire poi nel buio. Stiamo
con Rubens Gebbani di Marghera Oggi, che denuncia da tempo questa situazione e che ovviamente contribuisce ancora di più al degrado cui è sottoposta questa parte di città. Purtroppo quando è già all'imbrunire, essendo che quegli autoctoni hanno anche una certa età, niente, se ne stanno a casa e preferiscono rimanere in sicurezza tra le mura di casa piuttosto che vivere la socialità come lo si faceva magari fino a poco tempo fa, fino a una decina di anni fa, quando avevamo per esempio a disposizione l'ex Sacro Cuore, dove potevano trovarsi con le associazioni, giocare a carte, a tombola, tutte queste belle cose qua. Questo prevedeva che una certa socialità qui in piazza, almeno fino a un certo orario, che invece oggi non c'è più. Le luci, è buio. È buio, hanno sostituito le luci, hanno messo delle luci a LED che fanno luce proprio al lampione stesso, al palo del lampione. Se non ci fossero le giostre che poi abbiamo qui a lato, sarebbe proprio zero completo, quindi la gente ha paura. Abbiamo scoperto come pagina, per esempio pochi mesi fa, che stazionavano dei pickpocket e noi pensavamo fossero dei senza tetto, ma poi controllando i visi, i volti sui social ci siamo accorti che erano qui a Marghera e erano soliti bazzicare per Venezia, e abbiamo rimbalzato subito l'informativa alle forze dell'ordine. Assolutamente, e poi voi avete anche un occhio attento, vivendo qui da sempre, vedete com'è cambiato insomma questa parte di città. Che cosa chiedete affinché possa essere ripopolata e per sentirsi insomma sicuri anche nell'affrontarla anche durante le ore serali? La cosa più semplice e normale è quella di chiedere un maggior controllo, un controllo, perché finora non lo vediamo, un controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, ben sapendo che nessuno vuole colpevolizzarle, perché sappiamo bene i numeri che ci sono pochi, sono risicati, qualcuno fa credere che ci siano chissà che numeri in arrivo e in realtà è solo il turnover di quelli che vanno in pensione, perciò anche fare una questura non è che una super questura la centralizzi lì dagli uffici, non è che li vogliamo vedere in strada, vogliamo i numeri e non l'esercito, perché l'esercito, non perché non si voglia, facevo parte anch'io dell'esercito, per cui non è che posso portare non rispetto, però attenzione, hanno deleghe diverse, hanno regole di ingaggio che sono completamente diverse da polizia e carabinieri. Polizia e carabinieri sono una cosa, gli altri no. E anche capacità di azione, sono tutti problemi che si susseguono, Lina, dallo spopolamento, dalla denatalità, dallo spostamento delle stesse persone che decidono di non vivere più a Venezia, come era il caso dei suoi figli, Rubens prima ci diceva, e che porta ovviamente ad attirare nelle zone vuote maggior degrado, soprattutto, come ci ha anche raccontato, delle persone che vanno a delinquere in centro storico. Lina, questa è la situazione da Marghera. Se non hai domande, con Simone Merlo, a te la linea. Grazie Edi, grazie Simone, grazie naturalmente all'ospite per averci fatto poi il quadro generale al di là del singolo episodio molto grave che si è verificato. Allora, il Corriere del Veneto dà conto di un'altra vittima di furti, già ben nota. Parliamo di Roberto Zancan, l'orafo, lo sapete che nel 2015 venne difeso dal benzinaio Graziano Stacchio nel Vicentino, che uccise in quel caso un bandito. Io senza tregua, questo non è vivere, dice Zancan. 7° assalto all'orafo. Il Vicentino ha sorpreso una banda intenta a sfondare i cancelli della sua azienda a Nanto e ha aperto il fuoco costringendo i malviventi alla fuga. È davvero l'ennesima episodio che tocca a Zancan, che avevamo sentito proprio per fatti analoghi non tanto tempo fa, quindi davvero un incubo quello che sta vivendo. Vi avevo detto in apertura che c'è stata purtroppo l'ennesima tragedia della strada. Siamo proprio a Vicenza e allora in collegamento in diretta ci sono la nostra Luisa Bertini, eccola qua, con Simone Squarcina. Ieri, Luisa, abbiamo avuto una vittima nel Trevigiano, una signora investita da un camioncino dei rifiuti. Oggi purtroppo un ciclista ha perso la vita in via Fiume. A te la linea.
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Come dicevi, ha perso la vita un ciclista proprio qui dove ci troviamo ora, in Viale Fiume, in prossimità della rotatoria che vedete alle mie spalle, che porta a Saviabona. Un autocarro contro un ciclista, il ciclista non ce l'ha ovviamente potuta fare. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 di stamattina. Sono intervenuti sul posto immediatamente i sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono stati impegnati per tutta la mattina gli agenti della polizia locale per i rilievi, per far defluire il traffico e per la ricostruzione delle dinamiche che sono tuttora al vaglio. Si tratta di una zona trafficata, qui in prossimità ci sono diversi istituti scolastici a poche centinaia di metri e quindi anche la mattina è molto popolata da studenti. A tal proposito vi facciamo ascoltare insieme i commenti dei residenti proprio in tema di traffico e viabilità per quanto riguarda i ciclisti, e poi la linea può tornare allo studio. Qui è una rotatoria molto pericolosa, ve l'ho detto più volte, perché qui c'è la gente che arriva a 80 all'ora e si rischia tutte le volte, soprattutto se sei in bicicletta. Idem per questa strada qui. Lì ci sono le scuole anche. Che qui lì ci sono le scuole di là. Qui ci sono le campetti da calcio dove sono anche. Qui c'è tantissima gente, c'è il bar e c'è la gente che arriva a 70-80 all'ora qui, quindi la gente che esce da lì a attraversare la strada è pericolosissima. In teoria la ciclabile è di là, ma qua della rotatoria servirebbero, anzi due servirebbero. Ci sono sempre ragazzini e una perché per le scuole sono passata 2 ore dopo e sono rimasta scontenta. Questa zona è sicura per i ciclisti? Ah, ormai di sicuro non c'è più niente qui. Cosa ci vorrebbe? Una pista ciclabile? Dei rallentatori? Che cosa? Meno macchine e più piano. Trafficata certamente, ma dopo basta stare attenti e io sto sempre attento, sono in bici anche adesso. La cronaca raccolta da Luisa Bertini e Simone Squarcina. Noi adesso dobbiamo andare qualche minuto in pubblicità, ritorniamo tra poco, altra cronaca e altri approfondimenti. Di nuovo in diretta da studio, ben trovati con la nostra prima edizione. Riprendiamo dalla cronaca. Quello di oggi è il giorno dell'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne morta sui Colli a Teolo. Eseguiti gli ultimi accertamenti da cui si attendono ancora alcune risposte, potranno essere fissati i funerali. Gli ultimi dubbi sulla morte di Annabella Martinelli potrebbero trovare risposte dall'autopsia che si svolgerà nelle prossime ore. Procura e carabinieri sono convinti che la tragica fine della 22enne studentessa padovana, trovata impiccata nei boschi dei Colli Ugani dopo 9 giorni di ricerche, sia stata il frutto di un gesto estremo, ma ogni dubbio deve essere fugato, soprattutto per il cerotto trovato sulla bocca della giovane, che potrebbe essersela applicata da sola, come dichiarato in alcuni scritti trovati nel suo diario o in una lettera lasciata a casa dei genitori. Nel luogo dove è stata ritrovata giovedì scorso, i genitori e i parenti hanno lasciato dei fiori, mentre domenica durante la partita casalinga a Bastia delle Ugani a Rovolone è stato srotolato uno striscione rosa per salutare e ricordare Annabella, la cui scomparsa ha toccato l'opinione pubblica, che per 9 giorni è rimasta con il fiato sospeso per le sue sorti, sperando venisse ritrovata sana e salva. Dopo l'autopsia dovrebbe arrivare il nulla osta per la riconsegna della salma ai genitori, che potranno così fissare la data del funerale. 2 cittadini bengalesi sono rimasti gravemente intossicati e altri 3 in maniera più lieve in un'abitazione di Thiene, intossicati dal monossido di carbonio. Intossicati gravemente dal monossido di carbonio, vittime 2 cittadini del Bangladesh. Succede a Thiene, in un condominio di Via dello Sport. In tutto sono state 5 le persone rimaste avvelenate. Avevano acceso un braciere in casa per cucinare. In breve tempo l'ambiente si è saturato di gas. 2 di loro sono stati ricoverati in rianimazione. Tutti sono stati sottoposti a cicli di camera iperbarica e 3 di loro non sono in pericolo di vita. L'episodio riaccende l'allarme sull'uso di fonti di calore improvvisate negli ambienti chiusi, come sottolinea il sindaco di Thiene.
Questo grave fatto richiama con forza l'attenzione sui rischi legati all'uso improprio di dispositivi per la combustione all'interno delle abitazioni. Tra l'altro il monossido di carbonio è un gas estremamente pericoloso, inodore, invisibile, che può avere conseguenze molto serie. Sono comportamenti questi pericolosi, non conformi alle basilari norme di sicurezza domestica. Dobbiamo dire che fortunatamente la vicenda si è risolta senza esiti drammatici, ma dimostra comunque la necessità di innalzare il livello di attenzione e di responsabilità, soprattutto sia individuale sia nei confronti dell'intera collettività. C'è stato il primo sequestro di droga in questo 2026 a Campo San Piero da parte degli agenti della polizia locale. Sequestro di droga da parte della polizia locale della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. Durante un controllo nella zona della stazione del capoluogo dell'Alta Padovana, gli agenti del comandante Antonio Paolocci con unità cinofila hanno trovato 15 grammi di hashish. Poco prima avevano controllato 2 minorenni che si stavano dileguando su un monopattino, non trovando però stupefacente. Il cane antidroga ha fiutato e individuato lo stupefacente poco distante. Nel 2025 sono stati 23 i sequestri di droga da parte della polizia locale nei 10 comuni della federazione, un incremento del 30% rispetto all'anno precedente. La droga ritrovata è stata sequestrata. Si celebra proprio oggi, tra l'altro, il patrono della polizia locale, San Sebastiano. A Treviso la cerimonia a livello regionale di celebrazione di questo momento con le premiazioni degli agenti che si sono particolarmente distinti. Di questo vi daremo conto questa sera nei nostri telegiornali. Intanto proprio la polizia locale di Treviso ha fatto il punto in occasione del patrono e il bilancio del 2025. In cui spiccano le 278 patenti ritirate con un più 234%, pensate, di patenti ritirate, naturalmente in virtù del nuovo codice della strada che prevede questo provvedimento per l'uso del telefonino alla guida. Vediamo. C'è un numero che prima di tutti gli altri il comandante della polizia locale vuole sottolineare a testimonianza di quale sia il loro impegno e di quanto in loro confidi la cittadinanza tutta. Io partirei dai numeri di richieste, di telefonate, di contatti alla nostra centrale operativa che nel 2025 hanno superato i 38.000 casi, di cui in 32.000 ci siamo poi occupati con veri e propri interventi, quindi direi numeri assolutamente significativi. Poi c'è il dato relativo alle patenti sospese, 278, con un più 234% rispetto al 2024, la maggior parte delle quali è dovuta all'uso del cellulare alla guida. Questo è un numero che inevitabilmente prevedevamo crescesse in quanto nel dicembre del 2024 era entrata in vigore una modifica del codice della strada che prevede in particolare il ritiro delle patenti qualora si venga trovati la guida con l'uso del telefonino. Ecco, tutti questi casi prevedono il ritiro finalizzato alla sospensione della patente e inevitabilmente quindi ha fatto alzare in maniera importante, quasi triplicare i numeri. Clamoroso anche il dato della polizia ambientale, quasi 5.000 sono stati gli interventi per abbandono di rifiuti, oltre 300 quelli per il decoro urbano e 150 quelli a tutela del benessere animale. Anche questi sono numeri importanti per i quali siamo sempre impegnati, non solo evidentemente per poi permettere la polizia dell'area, ma anche per identificare i responsabili. Interventi di tutela della civiltà e della cittadinanza, come ha sottolineato il sindaco ringraziando per il lavoro svolto, che ha anche confermato che sta tuttora valutando di aprire una postazione in via Roma al posto dell'ex edicola e che questo è l'anno in cui alla polizia locale potrebbe essere dato in uso il taser. Devo dire che ad oggi situazioni dove avremmo potuto utilizzare il taser non ne abbiamo praticamente rilevate, però riteniamo, soprattutto per tutela dei nostri agenti di polizia locale, che sia uno strumento utile da avere. E non ultimo, alcuni agenti trevigiani andranno dal 1° febbraio ad aiutare quelli di Cortina in occasione delle Olimpiadi.
Nell'occasione invieremo 6 operatori, un ufficiale e 5 agenti presso il Comune a svolgere appunto l'attività, coordinate dal nostro ufficiale. E il nuovo pacchetto sicurezza allo studio del governo consente ai prefetti di istituire con maggior facilità le tanto discusse zone rosse. Il sindaco apre la possibilità, il sindaco di Treviso Mario Conte, di estenderla a San Zeno e Via Dandolo, non entrando in polemica con Fratelli d'Italia, che ha rimarcato di averla già riproposta 6 mesi fa. Il nuovo pacchetto sicurezza allo studio del governo riporta in auge l'utilizzo delle zone rosse, strumento che a Treviso era stato utilissimo al quadrante della stazione di Via Roma, di fatto azzerando molti problemi. Ora il sindaco propone di estenderlo anche a San Zeno e a Via Dandolo, idea che era nata anche in seno a Fratelli d'Italia oltre 6 mesi fa. Ovviamente la mia è stata una riflessione che ho rimesso al tavolo della prefettura, perché poi la competenza per realizzare o meno la zona rossa resta in capo al prefetto e al questore. Ma non con la sola repressione si può vincere questa battaglia sulla sicurezza. Il sindaco lo sa bene. Qualche anno fa avevo scritto una lettera a una serie di ministri, tra i quali c'era anche quello alla formazione, che dobbiamo cominciare a pensare a un qualcosa di alternativo anche al tempo libero al pomeriggio. Io sarei per l'obbligatorietà in ambito sportivo, culturale e sociale, perché meno tempo lasciamo i nostri ragazzi liberi di annoiarsi e più tempo li teniamo impegnati in campi sportivi, in teatri o associazioni. Ecco, credo che tutti quei ragazzi che sono impegnati non pensano nemmeno minimamente di utilizzare il coltello, di portarlo a scuola. E mentre il consigliere Campora rivendica l'idea, il capogruppo Bertolazzi, favorevole alla zona rossa se necessaria, applaude al governo e alle norme che sta delineando a tutela di cittadini e agenti. È data più possibilità ai prefetti, più possibilità di agire più velocemente nell'individuazione delle zone a rischio e nell'allontanamento dei soggetti pericolosi. È un ulteriore passo avanti in una visione di sicurezza per il Paese che è sempre stato, appunto, come dicevo, prioritario per Fratelli d'Italia. Di opposto parere idem, il capogruppo Pelloni non ha dubbi che prima di tutto serve aumentare il personale di polizia. Non accettiamo provvedimenti che sono dei palliativi o che però provano a risolvere solo temporaneamente alcune situazioni. La zona rossa alla stazione in Via Dandolo è solo un palliativo che sposterà disagio e criminalità in altre zone, come già è successo quest'estate, e allora 200 poliziotti in meno negli ultimi 15 anni. Le nostre forze dell'ordine sono ridotte all'osso. Servono questi provvedimenti, portare più forze dell'ordine in città. E poi non risparmia critiche nemmeno al cantiere della stazione e ai negozi sfitti, troppi dice, che portano insieme degrado e un'insicurezza generalizzata. C'è il tema, lo abbiamo sentito, dei metal detector nelle scuole, di cui parleremo tra pochissimo nuovamente, e poi c'è il tema in generale delle persone che girano armate di lame e coltelli. E allora è arrivata la stretta dell'amministrazione di Jesolo, anche in vista naturalmente della nuova stagione turistica che si aprirà a breve nella località sul litorale. Entro l'estate sarà infatti esteso il divieto di girare con un coltello in tutto il territorio comunale. Già l'anno scorso gli agenti della locale si erano, ecco, in quel caso dotati proprio di un metal detector. Ho dato indirizzo al comando di polizia locale di valutare una modifica al regolamento di polizia urbana di Jesolo che possa entrare in vigore prima dell'estate, che preveda un divieto generalizzato in tutto il territorio di girare con coltelli o altri strumenti atti ad offendere, ovviamente senza una giustificazione valida. Quello a cui si appresta Jesolo è un ulteriore giro di vite contro il preoccupante diffondersi di armi da taglio, soprattutto tra bande di giovani che già di per sé rappresentano un problema di criminalità e ordine pubblico. L'anno scorso l'amministrazione era stata tra le prime a dotare la propria polizia locale di un valido strumento di controllo anticoltelli. Avevamo accolto l'estate scorsa l'indirizzo del prefetto che, oltre a chiederci di istituire le zone rosse, ci aveva consigliato di utilizzare i metal detector, cosa che abbiamo fatto in alcuni snodi principali, come ad esempio la stazione degli autobus, proprio in funzione preventiva per capire se giovani o giovanissimi, come in questo caso, girassero con questo tipo di armi. In Italia i coltelli sono diventati l'arma principale per omicidi e rapine, con numeri che stanno spingendo il governo a valutare una reclusione da 1 a 3 anni per chi verrà sorpreso in possesso di una lama sopra i 5 centimetri nelle vicinanze di banche, istituti di istruzione e formazione, parchi e giardini pubblici e stazioni ferroviarie.
Nella bozza del nuovo pacchetto sicurezza sono previste anche sanzioni amministrative accessorie che includono la sospensione della patente, del passaporto o del permesso di soggiorno. Lo scorso anno a Jesolo non abbiamo avuto grandi ritrovamenti di questo tipo, anche se probabilmente il messaggio preventivo ha funzionato, tant'è che l'estate è stata assolutamente tranquilla dal nostro punto di vista, perché purtroppo queste armi messe nelle mani di giovanissimi, minorenni, che magari non hanno neanche la cognizione delle conseguenze gravissime che possono arrecare agli altri, come ad esempio dei tagli mortali, crediamo che la prevenzione sia fondamentale. E allora abbiamo detto, si è a lungo parlato anche ieri sera a Ring del tema dei metal detector nelle scuole dopo l'accoltellamento mortale tra studenti a La Spezia naturalmente e l'invito del ministro Valditara di segnalare le situazioni più a rischio in cui potrebbe essere introdotto questo strumento. I dirigenti scolastici naturalmente si interrogano su questo ulteriore passo. Sentiamo. Dibattito aperto anche nelle scuole trevigiane sull'uso dei metal detector per evitare che coltelli o altre armi arrivino in classe. Provvedimento annunciato dal ministro all'indomani dell'omicidio di un 18enne per mano di un coetaneo in un istituto professionale di La Spezia. Una situazione estrema, secondo alcuni dirigenti, legata al contesto, che nella maggioranza delle scuole trevigiane invece è profondamente diverso, come per il liceo classico Canova di Treviso. Il liceo che dirigo attualmente ha un contesto direi positivo, assolutamente non critico da questo punto di vista. Ma è sulle criticità, come alla Spezia, che provvedimenti drastici come il controllo elettronico degli studenti possono essere una prima risposta. Posso capire che nell'emergenza ci debba anche essere una fase in cui si interviene anche in questo modo. Certo, non ci deve far dimenticare la dimensione educativa. Ed è lì che, secondo la preside, deve agire la scuola, ma non da sola. La scuola e i genitori devono lavorare in strettissima alleanza e collaborazione. Quindi posso anche capire che di fronte a genitori che non riescono a gestire la situazione ma non chiedono neanche aiuto e in qualche modo si deresponsabilizzano, eventualmente certo capisco che l'ordinamento preveda anche un richiamo alle responsabilità per queste persone. Sanzioni ai genitori inadeguati quindi in un tempo dove i giovani sembrano vivere una realtà parallela. Questo mondo virtuale non ha favorito questo senso della realtà e anche il senso della condivisione nella comunità di alcuni valori che davamo per scontati. Oggi la scuola deve farsi ancora più carico e mettere al centro questi valori. Ci fermiamo nuovamente per un veloce break, torneremo tra pochissimo con un ospite per parlare di ghiacciai e dell'iniziativa che ha avuto anche un'eco nazionale e internazionale relativa proprio al santuario per la memoria dei ghiacciai che è stato inaugurato. Di nuovo in diretta da studio apriamo uno spazio di approfondimento su un tema davvero bello, entusiasmante, dai risvolti non solo scientifici ma che interessano davvero tutti noi per il futuro dell'umanità e anche per quello che portano i cambiamenti climatici. Saluto e ringrazio, collegato in diretta, eccolo qua con noi, il dottor Jacopo Gabrielli, ricercatore di CNR e ISP. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, CNR naturalmente Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ente per cui è ricercatore, dottor Gabrielli, perché davvero siete balzati alle cronache nazionali e internazionali in queste settimane, in questi giorni, insieme anche alla Università Ca' Foscari di Venezia per questo progetto molto bello e molto importante. È stato inaugurato il santuario della memoria dei ghiacciai, parliamo dell'Antartide e di una grotta di fatto ricavata nel ghiaccio e progettata appositamente per diventare un archivio naturale di questi campioni di ghiaccio prelevati da ghiacciai che stanno lentamente sciogliendosi. È così, dottore? Sì, certamente. I ghiacciai sono per noi delle
dei fantastici libri. I ghiacciai ci raccontano attraverso i loro strati, le stratificazioni di neve che si preservano, la storia del clima e dell'ambiente del passato. È un po' come andare a perforare un ghiacciaio, è un po' come leggere un vecchio manoscritto conservato in una biblioteca. Questi ghiacciai però, questi manoscritti però sono in pericolo di scomparsa, perché proprio come un manoscritto nel momento in cui viene avvicinato al fuoco può bruciare, quindi può scomparire, tutte le informazioni possono andare perse, ecco, così i ghiacciai, fondendosi a causa dei cambiamenti climatici, perdono queste informazioni. Allora, quello che noi dovremmo fare teoricamente è preservare i ghiacciai, però questo è molto complicato, perché preservare i ghiacciai vuol dire iniziare a fare delle azioni sul clima, quindi di fatto senza troppe scorciatoie, l'unica è smetterla di emettere gas climalteranti in atmosfera, quindi gas serra. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo, però è un obiettivo difficile perché dobbiamo cambiare il modo di vivere di miliardi di persone. Ecco, quello che noi possiamo fare oggi invece è preservare la memoria contenuta in questi ghiacciai. Quindi noi siamo saliti, ormai è un progetto internazionale che ci coinvolge da quasi 6 anni, siamo andati in numerosi ghiacciai sia alpini che in altre zone montane del mondo, abbiamo perforato i ghiacciai, abbiamo ottenuto queste carote di ghiaccio, quindi questi libri che ci raccontano la storia del clima. Parte di questi campioni li abbiamo analizzati per capire quello che siamo in grado di capire oggigiorno, un'altra parte invece l'abbiamo trasportata in Antartide, e qui in questa caverna di ghiaccio a una temperatura media di -50 saranno preservati per le generazioni future. Quindi quando i ghiacciai, e purtroppo questa sarà un po' la fine di quasi tutti i ghiacciai alpini da qui al 2100, quando questi ghiacciai saranno scomparsi, ecco, la memoria contenuta in questi ghiacciai sarà preservata per le generazioni future. Ecco, dalle sue parole capiamo che è un processo difficilmente arrestabile questo dello scioglimento e la scomparsa dei ghiacciai. Ma il bello, almeno per quanto mi riguarda, la cosa interessante di questo progetto Ice Memory è che non è un progetto prettamente scientifico. Noi facciamo scienza perché appunto analizziamo i campioni per cercare di capire quello che riusciamo a capire, però è un progetto di conservazione e un progetto anche di divulgazione, perché attraverso lo studio di questi ghiacciai noi siamo in grado di comunicare con le persone quello che è la crisi climatica. Quindi alla sua domanda se i ghiacciai sono destinati a scomparire, beh sì, tutti i ghiacciai sulle Alpi sotto i 3.600-3.700 metri scompariranno da qui al 2100, però la scienza ci dice che noi siamo ancora in grado di salvare i ghiacciai più alti, quelli sulle vette più elevate. Come? Dobbiamo agire sul clima, perché il clima oggi sta cambiando esclusivamente per colpa delle attività umane. Si dice che ci sia una discrepanza, che ci siano così discussioni in ambito scientifico su questo punto di vista, invece no. La scienza è compatta, il 99% della scienza ci dice, tutti i dati ci dicono che il clima sta cambiando e quindi i ghiacciai stanno scomparendo per colpa di quello che noi stiamo facendo al nostro pianeta. Senta, queste carote di ghiaccio, le cui dimensioni credo siano anche importanti, abbiamo visto trasportate nel video delle casse anche di una certa dimensione, ecco, voi le definite vere e proprie capsule del tempo. Alle generazioni future cosa racconteranno? Ci racconteranno quello che ci stanno già un po' raccontando. Io è da una ventina d'anni che faccio questo lavoro ormai, e quello che noi riusciamo a comprendere oggi era inimmaginabile solamente 20 anni fa. Cosa ci racconteranno? Ci racconteranno degli equilibri del nostro pianeta, dei motivi per cui il clima è sempre cambiato in maniera naturale sul nostro pianeta e dei motivi per cui sta cambiando adesso, proprio perché in un qualche modo forzato dalle attività umane. Ci racconteranno di un ambiente che sta cambiando, perché appunto l'uomo lo sta impattando. Un esempio tra tutti, trovare ad esempio delle particelle radioattive derivanti da Chernobyl, o addirittura degli esperimenti nucleari condotti negli anni 60 in Siberia e in Arizona, anche sulle nostre Alpi, sui nostri ghiacci. Tutto questo ci viene raccontato da queste carote, quindi ci racconta proprio della simbiosi, della vicinanza, delle relazioni che c'è tra l'uomo e l'ambiente, anche in questi luoghi così remoti quali sono i nostri ghiacciai, sia polari che alpini.
Senta, quali sono, giusto, è corretto citarli, i soggetti che partecipano anche a livello internazionale a questo progetto? Tra l'altro noi vediamo questo progetto del Ice Memory è stato lanciato ancora nel 2015, quindi appunto questa grande caverna, lei l'ha definita questa grotta, ne è un tassello ulteriore, no, di questo progetto già avviato ormai più di 10 anni fa. Il progetto nasce a guida italo-francese, è un progetto nato dall'intuizione del professor Barbante dell'Università Ca' Foscari di Venezia, appunto una decina d'anni fa, con il collega Jérôme Chapelain dell'Istituto di Glaciologia di Grenoble in Francia, e seduti attorno a un tavolo discutevano di come fare, di come garantire che la memoria, questa straordinaria memoria, perché se noi conosciamo come è evoluto il clima negli ultimi centinaia di migliaia di anni, è grazie esclusivamente, quasi esclusivamente grazie alle carote di ghiaccio. Ecco, questi due ricercatori discutevano ma come possiamo preservare queste informazioni che sono davvero a rischio di scomparsa, anche molto molto veloci. E così in pochissimo tempo la voce si è un po' sparsa in tutte le accademie, in tutti i centri di ricerca specializzati del mondo. In pochissimi anni si è costituita una fondazione internazionale che racchiude ormai una quindicina di entità, strutture di ricerca in tutto il mondo, che garantiscono con il loro lavoro il reperimento di questi campioni che stiamo vedendo proprio adesso, la fase finale di stoccaggio nell'Ice Cave, nella caverna di ghiaccio dell'Antartide. Questi campioni che sono appunto queste pagine di questa biblioteca che noi vogliamo andare a comporre in Antartide. Tra l'altro perché in Antartide? In Antartide sono duplici motivi: intanto perché chiaramente è il nostro congelatore naturale, abbiamo temperature di meno 50 in media, qui siamo sulla base nella zona di Concordia dove c'è la base italo-francese, ma ha anche un altro valore l'Antartide. L'Antartide è un territorio sovranazionale, non è proprietà di nessuno, quindi davvero questo vuole significare un dono della comunità scientifica attuale a quelli che saranno i nostri posteri, i nostri figli, i nostri nipoti, un dono in termini di conoscenza, perché se noi perdiamo la nostra conoscenza diventiamo ciechi e non siamo più in grado non solo di vedere il passato, ma neanche di ipotizzare un futuro. Senta, mi viene spontaneo naturalmente anche in base a quello che lei diceva, l'associazione, lei diceva non è di nessuno, si fa un gran dibattere di chi sono le terre dei ghiacci purtroppo, no? in quest'ultimo periodo. Abbiamo visto che il cambiamento climatico modifica, lo stiamo vedendo in queste settimane, anche la geopolitica internazionale. È una questione che in qualche maniera vi sfiora, vi preoccupa? Ma certamente ci preoccupa. Le zone polari, nella fattispecie la Groenlandia, ma anche l'Antartide, che sono sempre state in un qualche modo trascurate perché, o quantomeno dal punto di vista geopolitico trascurate perché appunto erano terre inabitate, estremamente remote, adesso con i cambiamenti climatici diventano più appetibili e sono terre che sono ricchissime di materie prime. Anche il fatto che il ghiaccio marino che avvolge tutta la parte dell'Artico si stia riducendo anno dopo anno chiaramente rende più appetibili le rotte marittime, quindi sicuramente questi territori sono ad altissimo rischio di speculazione, lo stiamo vivendo nell'attualità di questi giorni purtroppo, e la preoccupazione è che andare a toccare questi siti che sono davvero siti chiave per quanto riguarda la regolazione climatica del nostro pianeta, ecco, questo potrebbe essere un rischio davvero estremamente elevato. Sì, esatto, perché l'impressione poi di chi magari ha in particolare a cuore, diciamo, il tema del cambiamento climatico e delle sue conseguenze è che si sia perso un pochino l'obiettivo principale, no? Cioè il fatto di andare in cerca di ricchezze mette in secondo piano, come diceva lei, il valore poi di questi territori e della loro conservazione, al di là di chi ci vive, perché la Groenlandia sappiamo che è abitata, anche se da poche persone, ma in generale per, come dice lei, la regolazione internazionale. Si è perso un po' il senso della priorità. Si è perso perché purtroppo la crisi climatica, che è per quanto riguarda la scienza è la problematica dei nostri anni,
il problema è sempre ridotto in secondo piano, quindi prima c'è l'economia, prima c'è lo sviluppo, prima ci sono tantissime altre cose. Allora, naturalmente tutte queste cose sono assolutamente importanti, però noi ci dimentichiamo che se andiamo a compromettere quelle che sono le basi, quello che è l'ambiente, quello che è il sistema climatico, a catena si comprometterà tutto. Quindi andare a giocare con dei tasselli, e appunto le aree polari sono uno dei tasselli più importanti e più difficili anche da comprendere, di regolazione del clima sul nostro pianeta. Andare a giocare con queste cose davvero mette a rischio completamente quella che è l'esistenza umana, vorrei dire, sul nostro pianeta, che non significa che la razza umana scomparirà, ma significa che la razza umana sviluppata come noi la conosciamo potenzialmente potrebbe essere davvero messa in difficoltà da qui a pochi decenni. È ormai un percorso che noi abbiamo intrapreso, ci ha detto che avremmo dovuto, per restare abbastanza tranquilli, restare sotto quel 1,5 gradi di cui si sente parlare spesso di riscaldamento rispetto al periodo preindustriale. Ecco, l'abbiamo già superato questo 1,5 gradi, e nonostante questo noi stiamo ancora facendo una rincorsa a estrarre più minerali, a creare ancora maggiormente le condizioni che ci hanno portato a questo danno enorme che noi stiamo vivendo e che sarà il danno per i prossimi decenni. E non ce ne stiamo purtroppo evidentemente rendendo conto. Senta dottore, allora tornando a quello che era il tema, un altro paio di domande. Abbiamo detto 2 carote di ghiaccio alpine estratte da 2 importanti ghiacciai, Monte Bianco, e poi siamo sul versante francese, chiedo scusa, e poi in Svizzera il Grand Combin. Così, e come avete proceduto poi? Sì, ormai sono una quindicina le carote di ghiaccio a disposizione del progetto Ice Memory. Quest'anno avevamo la possibilità di trasferire in Antartide. Chiaramente la logistica di trasferimento è molto complessa, quindi non è che si possono trasferire i campioni tutti insieme e come si vuole. Quindi abbiamo deciso di trasportare queste 2 carote abbiamo fatto una scelta. La scelta del Monte Bianco chiaramente è perché è la montagna più alta delle nostre Alpi, quindi è particolarmente iconica. Mentre la scelta del Grand Combin è avvenuta per un altro motivo, perché sul Grand Combin per la prima volta abbiamo toccato con mano letteralmente quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici sui ghiacciai d'alta quota. Stavamo perforando questo ghiacciaio, ormai la sonda di perforazione era a meno 30 metri di profondità, quindi stavamo prelevando il ghiaccio da questo ghiacciaio, le temperature esterne erano molto rigide, meno 20, quindi temperature compatibili con la quota e con l'ambiente in cui stavamo operando. Ecco, a un certo punto, insieme al ghiaccio con il carotiere, è iniziato a uscire anche acqua. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo ghiacciaio a oltre 4.200 metri di quota, che apparentemente era in buona salute perché appunto le temperature erano molto fredde in quei giorni, sta soffrendo già quelli che sono i cambiamenti climatici. Quell'acqua che noi abbiamo prelevato dal foro di perforazione deriva dalla fusione di tutti i ghiacci circostanti durante il periodo estivo. Quindi ecco, proprio per questo simbolo, proprio per questa evidenza che noi abbiamo avuto, abbiamo deciso di trasferirla subito in Antartide, proprio come segnale dell'urgenza di questo progetto, ma soprattutto dell'urgenza di prendere in considerazione in maniera davvero forte e almeno efficace quelli che sono i cambiamenti climatici e i loro effetti sul nostro pianeta. Quali saranno i prossimi passaggi dal suo punto di vista? Adesso come procederà questo progetto? Ma questo progetto, per quanto ci riguarda, noi continueremo a lavorare per estrarre quanti più campioni possibili dai ghiacciai di tutto il mondo. Adesso in luglio andremo in Pakistan, nella zona dello Spantic, per fare dei primi rilievi, per capire se è possibile ottenere anche da quel sito un libro che ci racconti la storia del clima di quest'area così cruciale che è l'Asia, che sono le montagne, le grandi montagne, il terzo polo dell'Asia. E grandissimi sforzi saranno anche dedicati, lo stiamo già facendo, sulla parte di divulgazione, perché appunto parlare di crisi climatica, di forzanti antropiche, di sistema di leggi della fisica è molto complicato, molto difficile e anche, se volete, noioso. Difficilmente le persone ci possono seguire. Ecco, se noi parliamo invece di crisi climatica attraverso le immagini, le splendide immagini che avete anche trasmesso dei nostri ghiacciai,
tutto diventa molto più semplice, c'è un'empatia e c'è una maggior possibilità di comunicare quelli che sono le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici. Quindi il nostro obiettivo principale adesso è uscire un po' dai nostri laboratori, non solo per andare sulle montagne a effettuare le perforazioni, ma anche per andare nelle scuole, per andare con la gente e raccontare quello che sta succedendo, raccontare quello che succederà e raccontare anche quello che noi possiamo fare per mitigare questa situazione, che è davvero la situazione più pericolosa che noi abbiamo di fronte per i prossimi anni. Grazie, grazie anche di questo monito. Diciamo che siamo tutti distratti da altre vicende quando questa dovrebbe essere uno dei pensieri principali, no? È così. Dottor Gabrielli, grazie infinite, ricercatore del CNR e dell'ISP, grazie per questo racconto e anche per le immagini che ci avete fornito, davvero molto belle e molto significative, e buon lavoro. Grazie a voi, saluti. Grazie, grazie, è davvero molto interessante questo progetto e tutto quello che riguarda il nostro ambiente, la conservazione del nostro pianeta. Sempre, se possiamo dare spazio a questi temi, lo facciamo più che volentieri. Il coinvolgimento dell'Università di Ca' Foscari, l'avete sentito, ci ha dato anche lo spunto, l'occasione per trattarlo anche nella nostra emittente. Allora, la politica è impegnata in altro, in discussioni su altri temi, lo sappiamo bene. Allora, ieri sera a Ring c'è stato un bel siparietto perché si è tornati a parlare del generale Roberto Vannacci, che scuote gli animi della Lega e del centro-destra. A Ring il dibattito tra Roberto Marcato e Stefano Valdegamberi, che vi proponiamo. Alcune posizioni sull'immigrazione, sulla sicurezza, anche sull'Ucraina che ha Vannacci sono posizioni, quelle sull'immigrazione e sulla sicurezza, che io vado dicendo con toni più o meno simili da 20 anni a questa parte, quindi non è sicuramente quella parte di Vannacci che mi differenzia dal suo modo di vedere. Io ieri sera ho guardato Report, incuriosito, e ci sono stati dei passaggi che mi hanno fatto rabbrividire. Cioè? Quando io vedo che uno dei suoi sostenitori e amici, fondatore di una loggia massonica, si mette a piangere ricordando Licio Gelli, cioè ragazzi, mi vede Penotti, l'anima della P2, mi vede Penotti, e questo qua mette in piedi una struttura che si chiama P3. A me fa orrore, ma lo dico in maniera chiara e netta: la Lega nasce come partito popolare che ha nella massoneria uno dei suoi nemici. Cioè sono entrato in un partito così. A me la massoneria, soprattutto la massoneria che abbiamo visto in quegli anni, mi fa orrore. Mi fa orrore. Cioè P2 è lo schifo di questo paese, è la parte peggiore del paese. Quindi fare una cosa che si chiama P3 mi fa altrettanto orrore. E pensare che questi sono sostenitori, finanziatori, a quanto sembra, di Vannacci, dei suoi movimenti. Io sono preoccupatissimo. Ora, questo è un elemento su cui va fatta chiarezza, e lo chiedo perché io sono fondatore della Liga Veneta, e quindi sono tutore dei valori del partito. Non possiamo far parte di un partito, essere il vice segretario e gemmare movimenti politici come se fosse Primavera, no? Siamo già a due, quanti ne deve fare? 10.000? Poi non versa il contributo al partito. Io ho visto buttati fuori dal partito militanti storici per molto meno. Allora io, da tutore, ripeto, dei valori del partito e custode dei valori del partito, chiedo al partito che su Vannacci venga fatta una riflessione pesantissima. Pesantissima, ok? E lo ripeto a beneficio di chi che non vuole capire, non è che io mi sono ammorbidito, che non ho a cuore i temi della sicurezza. Dopo ne parliamo. Ecco, io sono quello di sempre. Però ho sempre pensato che un'altra cosa di cui mi sono sempre vantato, e la dimostrazione è stata alle ultime regionali, quando la Lega fa la Lega, e cioè lascia perdere gli estremi di destra o gli estremi di sinistra e fa la Lega, non ce n'è per nessuno. Sì, però... Quando la Lega fa l'estrema destra va al 3%, ok?
e in Toscana ha fatto questo con Vannacci in testa. Siamo andati al 3%. La Lega deve fare la Lega, e questa è la grande forza che abbiamo sempre avuto noi, ed è un partito straordinario perché al suo interno ha sempre avuto grandi contraddizioni e hanno trovato albergo diverse sensibilità di destra, di sinistra, ma la connotazione era quella di sindacato del territorio, non di estrema destra che parla di generazione X, della decima, di queste cagate, perché inneggiare la decima è una cagata. Scusa, è la Lega arcobaleno di Zaia che propone il manifesto vuoto di Zaia della Lega? Io ero abituato che la Lega era quella delle battaglie, era quella dell'autonomia, era quella del territorio, della giustizia fiscale nei confronti del nord e del Veneto. Oggi mi pare che Stefano, però, scusami. Il primo punto del giorno posto da Zaia sembra quasi quello del fine vita, dobbiamo lavorare per l'eutanasia come obiettivo della Lega. Io non sono neanche per questa Lega. Io questa non è una Lega ma Stefano, l'ho conosciuta così la Lega. Fermo lì perché ha centrato un altro punto. Cosa non ha risposto? Allora, visto che il nostro è un partito popolare, possiamo negare che il tema del fine vita sia un tema particolarmente sensibile su cui è opportuno aprire una discussione, fare una riflessione? 1. 2. Possiamo immaginare che in un partito popolare come il nostro, dove tra l'altro una montagna di dirigenti sono omosessuali, parlare ancora di anormalità dell'omosessualità possa essere un tema politico? Cioè Io mi vergogno. Parlare, mi pare battute da osteria, cioè non deve essere neanche più un argomento. C'è uno scollamento. Io andando in giro trovo molti che la pensano come me, non tutti ovviamente, ma una buona parte della destra, non sono lettori di sinistra, dicono ma perché noi votiamo una cosa, vi votiamo per una cosa, noi siamo contrari e poi un Parlamento al 100%, tranne 2 leghisti, hanno votato tutti per l'invio delle armi. C'è qualcosa, eppure se andate a fare un sondaggio tra il centrodestra, la maggioranza, credo del centrodestra, non è d'accordo. Eppure il Parlamento, c'è uno scollamento tra chi decide, tra chi governa e il popolo, e questo ha fatto bene Vannacci ad interpretarlo, e voglio dire che dovrebbe essere un argomento di riflessione, perché quando da Bruxelles ci arrivano decisioni che noi stessi italiani abbiamo partecipato, il Mercosur, ci calano delle norme che stanno distruggendo la nostra economia locale, ormai le scelte internazionali condizionano anche il territorio, anche la politica locale. La Regione Veneto, le politiche della Regione Veneto sono strettamente legate. Io sono d'accordo con te, ma queste cose qua non le fai con la massoneria. E non possiamo come Lega... Ma non devi farle con la massoneria. Insomma, l'avete sentito, un bello scambio vivace, siamo nell'ambito del centrodestra. Chiudiamo, prima abbiamo parlato di natura, di ghiacciai e di Antartide, adesso parliamo di animali. Oltre 100 benedetti domenica a Carmignano di Brenta in occasione di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Chi ha portato i cavalli, chi i propri cani o gatti, conigli o criceti. Grande partecipazione domenica a Carmignano di Brenta per la tradizionale benedizione degli animali in onore di Sant'Antonio Abate, santo protettore degli animali domestici. Un appuntamento molto sentito dalla comunità è giunto quest'anno alla sua 3ª edizione. Le leggende legano la figura di questo santo alla vita rurale, lo ritraggono sempre in compagnia di animali, in particolare del maiale, simbolo di protezione e cura. Nel tempo la sua ricorrenza è diventata occasione di benedizione e di affidamento degli animali, riconoscendone il valore affettivo, sociale e culturale all'interno della comunità. La benedizione si è svolta in un clima di grande partecipazione. Un'iniziativa che unisce fede e tradizione, ma soprattutto ci fa riflettere sull'importanza dei valori che lega l'uomo all'animale nella nostra vita quotidiana. Un ringraziamento particolare all'unità pastorale Carmignano Camazzole, all'associazione Osi del Cavallo, alle Giacche Verdi e soprattutto a tutti i concittadini che hanno voluto condividere con noi questa bella iniziativa. Tra gli animali più particolari anche un insetto stecco portato da un bambino che ha suscitato la curiosità e la simpatia tra i presenti, testimoniando l'attenzione e l'affetto verso ogni forma di vita. Al termine della cerimonia a tutti gli animali partecipanti è stato consegnato un attestato. E poi c'è anche strettamente la tutela sanitaria degli animali e degli allevamenti. Contenere i focolai di aviaria nel settore avicolo di tutta la regione è l'obiettivo dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ha deciso di attivare in primavera la vaccinazione di 14 milioni di capi tra galline e tacchini.
Le epidemie di influenza aviaria non sono più eventi sporadici come in passato, ma stanno diventando sempre più frequenti e si ripetono annualmente. Nel 2025 sono stati 9 i focolai registrati in Veneto tra le province di Verona, Treviso e Venezia. Il controllo, basato sugli abbattimenti di milioni di capi e i successivi risarcimenti agli allevatori, non è più una pratica sostenibile né da un punto di vista etico-ambientale né economico. Aderendo al nuovo piano nazionale di contrasto all'aviaria, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha annunciato l'avvio in primavera del piano di vaccinazione preventiva nelle regioni più a rischio, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. La vaccinazione è una misura preventiva efficace. Abbiamo fatto noi in Istituto Zooprofilattico molte sperimentazioni sull'efficacia di questo vaccino e oggi siamo pronti ad applicarlo non più in modo sperimentale ma davvero su ampia scala. Saranno interessati dalle vaccinazioni 190 allevamenti di tacchini, 170 allevamenti di galline ovaiole per un totale di oltre 14 milioni di animali, circa l'80% della produzione nazionale. La vaccinazione del pollame è protettiva anche per la salute umana. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto di questa malattia, di avere meno focolai, meno trasmissione della malattia e ci tengo sempre a sottolineare che questo è anche protettivo verso le persone perché meno questo virus circola, minori saranno i rischi per la popolazione. È complicato vaccinare milioni di animali negli allevamenti, ma i nostri allevatori sono abituati a utilizzare vaccini nei loro animali. Abbiamo fatto tantissimi incontri, insomma è più di un anno che stiamo lavorando per preparare questo piano. L'urgenza del piano di contrasto è confermata dai dati EFSA che segnala un aumento di casi di aviaria tra gli uccelli selvatici. La novità di quest'anno è che il 2026 vedrà in primavera l'avvio del piano vaccinale che ovviamente riguarderà un numero molto importante di allevamenti presenti nel territorio padovano. Nel piano di prevenzione delle emergenze sanitarie in agricoltura, la sanità pubblica punta anche sull'innovazione per sviluppare progetti di agricoltura sociale. Hanno postato in queste ore le immagini dei fenomeni di aurora boreale che si sono verificati anche nelle province dell'Alto Veneto. Vogliamo mostrarvi la foto che ha postato la questura di Belluno, aurora boreale vista nella notte dai poliziotti della squadra volanti. Grazie al nostro collega Gabriele, si legge nel post, per questa bellissima foto davvero che immortala la volante con lo sfondo di questo cielo colorato e le montagne. Vi ricordo dopo di noi le previsioni del tempo, noi torniamo tra poco in realtà perché c'è l'approfondimento dell'ULSS 2, parleremo tra pochissimo di menopausa con gli specialisti dell'ULSS 2 e naturalmente alle 16:15 poi non perdetevi il cinema con il film Il ritmo dell'amore. A tra poco.